non si pone resistini e non si pone resistini chi sti due estremi volte. Lui dette l'ame molti e lui dette l'ame molti, l'uno videtti e morene. Tutte e due violenti sono l'estremo che descriu, molgu si tagliu presenti, si assentino viu, di molti è lo disafio paparà e pafuglini. Lui dette l'ame molti, l'uno videtti e murini. Quando uno ticcu molgu d'amorosa simpatia e quando ticcu tolgu a punimmi in agonia. E così che tipo dia in bonora conoscini. Lui detti e l'ame molti, l'uno videtti e murini. L'occhi toi al lume cori so penetranti pugnali, senzi di stoccatori con una pena mortali, cadi chisti due mali, aggia vole leggini, lui detti e l'ame molti, l'uno i detti murini. Pal finì, di a chi la molti incontro invidetti o no, voddu murimmi di olti, basta videtti però, che li tu bedocci so, più da ma che di timini. Lu videtti e l'ame molti, l'uno videtti e murini. Baignu pes, a 300 annos da Esanaschila. Ave Maria, plena de gratia, sus ennores cum tecus, benedicta es tu in totus ar feminas, e benedictus fructus sas intragnas tuas es. Santa Maria, Mama de Deus, prega pro nobis pecadores, como in sora in sa nostra morte. Amen. Ave Maria, plena de gratia, sus ennores cum tecus, benedicta es tu in totus ar feminas, e benedictus fructus sas intragnas tuas es. Santa Maria, Mama de Deus, prega pro nobis pecadores, como in sora in sa nostra morte. Amen. Ave Maria, plena de gratia, sus ennores cum tecus, benedicta es tu in totus ar feminas, e benedictus fructus sas intragnas tuas es. Santa Maria, Mama de Deus, prega pro nobis pecadores, como in sora in sa nostra morte. Amen. Dom, 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 dom,
Maria, plena de gratia, su Signore cum tecus, benedicta es tu in totus ar feminas, e benedictus fructus sas intragnas tuas es. Santa Maria, Mamma de Deus, prega pro nobis pecadores, como in hora in sa nostra morte. Amen. Grazie a su coro ilune. Saluto a tutti cantos e bene ennidos a sa 65 edizione del su premio de Ottieri, su premio che da parizzosano de su Chimbantasese da amparu e circa di dare valore a sa lingua nostra. Abbiamo inteso Clara Farina con sol verso de Tiubaignu Pes, poeta famado, su poeta desamore de Massaius e Pastores, de disamistades, traitorias, che ha dato valore a sa lingua galluresa e este uno de esos poetas biulmanos e apprezzados in Sardegna. E abbiamo inteso su coro de Ilune, che lea da su numene, da isa godula, che da su supramonte de Urtullè, che va da sa sabas friscas de San Marina de Durgale, con questo canto de Ammaio, ma su coro de Ilune a tornare a nos istrinare atterol branos e poi va ad essere la sorpresa che issos leano una parte, che issas leano una parte malta in sedizione de Occanno. Ma entriamo diretto in questa edizione del suo premio de Ottieri, che ha molnato dai su Chimbantasese, che è stato fondato da un uomine de Gabbale, Tonino Ledda, che Ottieri ha ammentato in sa scheda scolata secondo un bello convegno, un poeta che è attento chiamando vidi, ma ha compreso diretto che le visse in porto di entregare un premio a Salimba Nostra, isso è stato uno dei suoi redattori della rivista Sischiglia che nascita in su 49, un pare Aterol Manno a Cardol Mannos della cultura nostra. E tanto muttimus su presidente Vittorio Ledda, su presidente del suo premio, che è su vizzo de Tonino, il vaga de dai e mere de domo. Tonino. Si sente? Sì? Perfetto. Benennidos poetas Autieri. È una grande gioia e un grazie di cuore alle poetesse e ai poeti, alle amiche e agli amici che oggi sono qui con noi e a tutti coloro i quali ci seguono da tutto il mondo, se volessero, con la nostra diretta internet, iniziata negli anni del Covid. 68 anni di cultura, poesia, musica, arte a 360 gradi. Questo è stato ed è il premio a tutt'oggi. Non è invecchiato il premio, è maturato insieme a noi, insieme ai poeti e alle poetesse, percorrendo strade talvolta piene di ostacoli, ma accogliendo consigli e procedendo spedito, prefiggendosi sempre nuovi obiettivi e tante volte raggiungendoli. In questi ultimi 12 mesi abbiamo raggiunto e ottenuto dei nuovi obiettivi. Innanzitutto, grazie alla nuova legislazione dello Stato italiano, siamo dovuti diventare un'associazione di promozione sociale e quindi abbiamo avuto il rinnovo delle cariche. Il presidente sono stato confermato, io, Vittorio Ledda, il vicepresidente Pierluigi Saba, il nuovo segretario è Marco Fenudi. A questo punto vorrei chiedervi un grandissimo applauso per Antonio Canalis, il segretario uscente. Antonio, io lo chiamo il cofondatore del premio Ottieri, perché senza la sua presenza vi garantisco che oggi non saremmo qui. Mio padre l'ha fondato, ma lui l'ha portato avanti per tantissimi anni da solo. E noi oggi non riusciamo a farlo e siamo molti di più di uno, ve lo garantisco. Comunque Antonio fa parte sempre del direttivo assieme a Paola Basoli. E vorrei ringraziare a questo punto
gli amici del premio, l'assemblea del premio, soprattutto Pietro Frau, che ci ha tanto aiutato in questi giorni per risolvere anche piccolissimi problemi, dall'alto delle sue capacità intellettive e manuali. Un grazie alla quotatissima giuria che è davanti a me e che stimo tantissimo in tutti i suoi componenti. Alla Regione Sarda, finalmente presente dopo 5 anni di assenza su questo palco, alla Fondazione Banco di Sardegna, alla Provincia di Sassari, alla Unione dei Comuni, al Comune di Ozieri e a tutta l'organizzazione comunale e all'ISRE. Un altro obiettivo fondamentale che abbiamo raggiunto in questi giorni è stata la conclusione del lavoro di schedatura inerente all'archivio del Premio Ozieri sul progetto della dottoressa Floriana Me. 2 archivisti di prima categoria, Alberto Stefano Tedde e Mariangela De Idda, hanno compiuto un lavoro stupendo, del quale poi l'archivista Tedde vi dirà le cose più importanti, perché il tempo è veramente tiranno stasera. Il premio, come voi sapete, non si articola più da alcuni anni soltanto in una serata, quella odierna, ma si parla dei 3 mesi del Premio Ozieri. Noi iniziamo a settembre e finiamo a novembre. Quindi a settembre, in collaborazione col Comune, nell'ambito di Estiamo in Piazza, è stato proiettato un film, appunto nell'ambito delle manifestazioni, con particolare obiettivo di sensibilizzare e risvegliare l'amore per la natura maltrattata. In programma era anche una serata con gli amici di Poetry Slam che sfortunatamente abbiamo dovuto rimandare per il grave lutto che ha colpito la nostra cittadina con la scomparsa del piccolo Gioele. Sabato 19 ottobre si è inoltre tenuto una serata su mio padre, da un titolo fantastico, Un sogno lungo 70 anni, con relatori Dino Manca, Salvatore Tola e Simone Pisano. Infine, il 23 ottobre è stata inaugurata, e si chiude oggi, una mostra fotografica di Salvatore Ligios con foto di tantissimi poeti e artisti sardi. Concludo col dirvi quali sono i nostri progetti. Intanto andare avanti col vostro aiuto, aprire finalmente la struttura dove sono ricoverate le opere del premio dal 1956 ad oggi, e poi stiamo, tra virgolette, mettendo mano all'archivio fotografico. È nostra intenzione di fare una schedatura anche di tutte le foto dal 1956 ad oggi, ed è un'opera immane. Ultima cosa, e qua vi chiedo un attimo di attenzione. Lo scorso anno il premio fu chiuso con un discorso di un nostro carissimo amico che non è più fra noi, Gerolamo Squintu. Lo voglio ricordare, era il decano della nostra organizzazione, e vi chiedo veramente un profondo, sentito e grande applauso nel suo ricordo. Grazie. Grazie a Vittorio Ledda. Estando entramos su campo de sa poesia, ammento a chi nos sta ascoltando in diretta a Facebook e YouTube, e naramos a chi nos sta ascoltando massimamente a sol più giovane, de ponere su poddiche in arto in sa pagina Facebook, a questo azzuta da su premio andare ad ainanti, a sena sol giovane non besti spera per una. O è in questa sala besti una pizzina de 9 anni che arriva da Serramanna, compazzato su babbo, può cominciare a entrare in sa schistione de sa limba e de sa poesia, e questo non si fa che piacere. Sa prima sezione è entregata a sa poesia cantata, sa seconda a sa prosa, sa terza a sa poesia a tavolino. E questa della poesia cantata è entregata a un altro lotteria umano di Antonio Cupeddu, che in su 1896 ha fatto piccare sa gara improvvisata da lo squille sul Zilleris sopra del suo spalco, dendeli un'ondra di onore. E Chimbantannos appustisi Tonino Ledda ha fondato il premio di poesia. È dunque Sautieri capitale della poesia cantata e della poesia iscritta. E tanto muttimmus su E3 classificato in sa prima sezione tra poesia e cantico, chi è Andrea Columbano da Caragnani, premiato per sa poesia La Bisabisa. Andrea Columbano. Leggere sa poesia s'autore, prego. Saluto a tutti. È un'emozione sta qui
per 2 anni di seguito. Grazie alla giuria e grazie a tutti voi che siete presenti. La Bisabisa vuol dire indovinello, lo manco chi sto vede così. E vede così che ne faccio una parte letta e una parte cantata, perché giustamente tra poesia e cantico merita di va così. La Bisabisa dei Induinani dici che Palimanni era un bistento, si stato paddielto in poesia dagli canzonatori capizzoni. Risposta all'untalgato di Adani, vede sempre con vero sfuttimento, l'Alcani scarraglià con maestria, capiccendi li mutti burloni. Balzighendi trattani la chistioni, culi caricaturi si ciunfrani, con doppi sensi ingiuri stravaganti la metrica galana rispittendi. Trattani la chistioni balzighendi, culi caricaturi si ciunfrani, la chistioni balzighendi trattani si ciunfrani culi caricaturi. Stravaganti cu doppi sensi ingiuri, rispittendi la metrica galana, oggi mi torra chi d'antica gana, chi mi consola ancora puettendi. Risposta l'untalgato di Adani, vede sempre con vero sfuttimento, l'Alcani scarraglià con maestria, li mutti burloni capiccendi. Idi mava comanda mi minendi, nascendo a mani muri l'alta banda, macari lei a nos infundi in trendi, muissi manco la macchianti indimu. Mi minendi a comanda idimu, nascendo a mani muri all'alta banda, mi minendi a vaidimu comanda, muri all'alta banda, mani nascendi. Non si infundi maccari le antrendi, mancontindimu la macchiamuissi, la bisa induina nichissi, cani la musa in vena, no so tutti. Risposta l'untalgato di Adani, vede sempre con vero sfuttimento, l'Alcani scarraglià con maestria, burloni capiccendi li mutti. Cadi lupalu vacini trimutti, che lu poeta componendi galu, cuscendi come salto calzulaio, se sta con rimi a misura travadi. Trimutti vacini lu palo cadi, che lu poeta componendi galu, cadi trimutti vacini lu palo, che lu poeta galu componendi. Come salto calzulaio cuscendi, travadi sesta con rimi a misura, ci ne ristendi pochi la gadura, si ci rescici il chemu da gantani, la bisa dei Induinani. Fine. Grazie. Complimenti Andrea Columbano e multimus a Gian Bernardo Pirolli, componente della giuria, che consigna da suo premio, legge della motivazione e poi consigna da suo premio. Prego. Gian Bernardo. Si fina su cammino desavventomata letteratura italiana incomincia da Chinduno in De Vinzu, tanto in un enigma e via si può decuare su miracolo della poesia. A bisa in gaduresu che narrer in De Vinzu, cu d'arte antica d'entrizzire paraulas, significos fungudos e misterios. Chi in sacale Andrea Columbano a binchidu si scommissa sua. Sa de preguntare diretto sulle chidore, facendo crescere a bello sa curiosità sua, con simpreu ingegnoso, desa metrica e desa rimasa. Tra poesia e cantico, autore e leghidore poten giocare un pare, protagonista suno come ente sattiru. Torramur grazie stando a su poeta, che nos ha ammentato che donzi verso naschidi profaidare a su coro e a sa mente puro. Grazie ad Andrea Columbano, consigna da suo premio
Gian Bernardo Piroddi. Da Esagaddura, grazie, prego. Grazie. Da Esagaddura a suggerrei poi sul secondo posto di questa sezione entregata a su Cantico con Dante e Rio che hanno passato dall'eato sul primo panno con sa poesia El Musalbella. Dante e Rio. Occannu Binchede con un'altra poesia e noi si inventovano sullo poeta al manno, sullo scaddo al manno su questa poesia cantata, del suo locutoro a su Campoidano, dai Piras e Tucconi fino a Taccori, Loni e Broi. Dante e Rio. Saluto a tutti, grazie a sa giuria per questo premio, mi ha fatto bene onori. E con suo coro si porta una strinta mano di Silius, che commentano su Gerrei, è in sud della Sardegna. Questo canto è una canzone retrograda, attorrata, si narra. E su titolo è Torri su bello canto, poi questo bello canto su Punta Cabauso. E questo giustamente di un amico, un prangi, che ormai su canto se ne parlava, e nara. Non ti disesperi, lascia tu pranto, chi su bello canto, oggi sta ribau, oggi sta cabau, chi dormi di noi, adesso non spanto, sicuro de tu s'apprezziamo. Seguro de tu s'apprezzia con mano sentimento in su al cuvrorio, tutto ben abbellio, bello trattenimento, con mano sentimento, su popolo contento, entrega un sorriso, in su al cuvrorio, tutto ben abbellio, non si tenia griso, su canto non fu biso, in su modo preciso, giusteria su verso, in su al cuvrorio, tutto ben abbellio, prenia sull'inverso, in su modo diverso, retrogavasi in verso, cosa di Antonao. E su modo diverso, retrogavasi in verso, con digna competenza. Cudusa ci darravo, fu bene il ritmo, con buona conoscenza. Bodogna ricorrenza, sa moda preminenza su popolo donata, cudusa ci darravo, fu bene il ritmo, a stessa cantata, sa moda retrograda, fu sempre apprezzata de ogni intenditori. Cudu se ci dorrau, fu bene il ritmo e si entrega d'amori, tanto su cantatori, significa sonori avuto apprezziato. Basta così o sigo? Prego. Grazie a Dante e Rio, consegna dal suo premio e legge questa motivazione Clara Farina, a chi domandiamo de Satra da Gesù Satra. Esti su Libureddu che su premio consegna. Risettendo a Clara Farina, approfittiamo per parlare di una cosa che su premio de Otieri non si fa da solo in oghe, beste una bella mostra in Custaldiese in Otieri, che è contivizzata dai Salvatore Ligios, Sogni Meridiani, che è
un viaggio in sa poesia del suo tempo moderno. Questa mostra è, come si dice italiana, patrocinata dal suo premio de Otieri e sa da fare in su museo, e si sa da poter visitare in su museo archeologico de Sas Clarissas fino a su prima dia de Natale. E tornamo grazie a Vinas e a Franco Farina, chi è autore di questo bello pinturas vidides intrande a manu dresta, con suo ritratto de sos poeta almanos de sa poesia improvvisata de Otieri, e Antonio Cubeddu, Giuseppe Pirastru e Francisco Morittu. Dunque, grazie al Meda, legge de sa motivazione, su premio a Dante Rio. Allora, sicuramente sozzega, Papara, ma ho dimenticato su de fare si mannamento in su cosa, ve lo devo leggere dai su telefonetto. Torri su bellu cantu e su disizzu de un poeta che ha connotto sa poesia cantata de una orta, quando sopra su palco vroriu sos poeta de locutoro, Cubeddu e Testoni, Parisi, Cumpirasa e Tucconi, e sol de su Campidano, Tacconi, Loni e Broi, e ancora Magia, Pani e Broi, pigaiana a sileare onore e bantu, e su giudizio de su pubblico chi competente iscultaiada sa segi dorrada o sa moda retrogada. Ti accherrere su poeta chi torrere cu su tempusu, ma cu su bellu cantu e stoi accabau. Sa canzone attorrata de oe ha giambato mediu e pubblico, gasighi nessi in si scrittura no ha da morrere progomo, tanto lassa du su pianto, ecco, essendo cassillabo parisi a su doppio settenario, intreverato a su settenario e in un gioco de rimas assonanziasa, formano una rezza fonica che mostra da una abilità formale manna. Perdonatemi, ma... Grazie a Clara Farina, consigna da su premio, questo è il premio da ritirare, a Dante Rio che non manda da una bella imposta, che su canto, sa poesia improvvisata, torrede a s'importu che hai da uno tempo. Grazie a Dante Rio e grazie a Clara Farina. E siamo arrivati su Binchidore della sezione tra poesia e cantico di Occannu. Questo premio anda a un poeta mannu, è un'emozione al momento fare che è il mancato qualche mese a Oe, stiamo sfidando di Tiu Salvatorangelo Murgia Niola, come queria essere il momento fare. Tiu Salvatorangelo vi davvero un poeta mannu, buono improvvisatore, sia che ha cantato in tutto il palco della Sardegna, e buono poeta a tavolino. Muttiamo un po' di ritirare su premio a Vizza, che è presente, Binchede con uno battor tropogiato, che è un modello difficile da comporre, una risposta a una poesia di Bannantoni Busio, che è su tenore murales de Orgolos, solo chi è presente in Oghe, e salutiamus e la sa. Andata. A s'amico caro Bannantoni Busio, su bello 37 retrocato, chi per me si è scritto e fatto apposta, la po' gradito meta e sa risposta ti invio un questo batto trovogliato.
Chi Deo aia un dia inventato, crea opportuno che lo dia a tie. Che ia Deo inventato un dia, che tie dia lo crea opportuno. Che ia Deo inventato die uno, che tie dia opportuno lo creo. Chi inventato un dia ia Deo, crea opportuno che tie lo dia. Cuno dia inventato Deo aia, quando giuchia ruia cocorosta. Ti invio questo batto trovogliato che per te ha poi scritto e fatto apposta. Come in Parnaso, pur non fatto sosta, confuso, manco in domo baso a gatto. Come in Parnaso sosta più non fatto, manco in domo a gatto quasi confuso, sosta non fatto, in Parnaso piuso, confuso, manco baso a gatto in domo. Sosta in Parnaso, pur non fatto commo, non dromo, a notte in trea a duro schido. Manco in domo confuso a gatto basso, su se pega su mai sosezzito. Rispondo con su batto trovogliato, tu a su 37 fiorito. Bantandemi però, tutto asfaddito, che scrindi e cantante non so dotto. Bantante mi asperò vaddito dotto, che dotto scrindi e cantante non so. Faddito a stotto a un tandemi però, non so dotto cantante né scrindi. Tutto antandemi però se sfaddinde, che non so dotto, scrindi né cantante. Però dotto a sfaddito a mie antande e nande cappo nell'icona abitto. Rispondo con su batto trovogliato a su casbello 37 scritto. Ancora in tono antico canto e scrio, mi spanto a sora, zigo e s'arrigliono. Ancora scrio e canto antico in tono, mi spanto e s'arrigliono a zigo in sora. In tono antico scrio e canto ancora, desarrigliono a zigo e mi spanto, ancora in tono antico scrio e canto, mi spanto in sora e s'arrigliono a zigo. Ancora scrio e canto in tono antico e che amico a tie a zudu veda. Ti invio questo batto trovogliato, capo su tu, agradecido meda. Grazie a Gianna Lisa e muttimus sopra su palco a Simone Pisano per leggere la motivazione di questo premio. Grazie. Zio Serbatore Anzelu Murgia nos ha lasciato proprio carchidie innanzi de s'addobbio de sa giuria, de suo premio, chi tocca del lunare luego, a una bocca sola, aia già pensao di dare su primo premio. Si questo premio oi eserbiti vinzas a aumentare s'anima bella de zio Murgia, e sta sinzau prima e tutto a sa dechidesa de questa bella cantone. Chi ha connotto a zio Murgia non può facere a manco di aumentare sa sapienza sua, su buono coro, s'affetto, si stima chi schia a mostrare a amico scorales e a strintoso. Ma questa bonesa de animo, de ghettoso, non fi mai partia da essa bistesa chi poniata in su poetonzo suo, in si sepperu de sas paragolas, in su vravicu de sorversoso, chi vin sempre perfettoso e bene assentaoso. Uno mastru, finzasa in custu bello esempio de batto stroboiadu, fattu chinabilidade in su tessinzu ispantoso de sorversoso e de rimasa, ma a su matessi tempusu, chi non lassata un usinnu de su coro mannu suo, chi schiata conoscere finzasa sas capacidades e su balidoriu de sos atteros. Grazie a Simone, consigna da su premio a Gianna Lisa Simone Pisano. Grazie. E passiamo come a un premio speciale che de parizzo anno su giuria de su premio Thieri ha deciso di entregare a sul disterrato nostros. Este è un premio che pone in luga su tribaglio che fa sul disterrato fuori di Sardegna pro rendere onore a sa terra in soro
con abbojos o premio de poesia e parizzo il disterrato nostro poi mandano a sas poesias in solo a sos premios che si fanno in Sardegna. Ocannu, su premio speciale per sul disterrato andata a Mario Solinas, che vive in Torino, in sa zona di Torino, con sa poesia Alassio Lineuli. Muttimus a Riccardo Mura che ad a leggere sa poesia e su premio ad essere consegnato a Antonio Sini. Riccardo. Da tant'anni abituato, la luce credia ad essere la di lusoli che s'accende a di dì e si spigni a di notti, e chi luceli solo li libri dicini che sia azzurro, che li neuli siano pisuti, come la fauna che carraglia. In Alassi oggi me ne so commentato. La giuisti apprittati, barri di stracci a pendoloni, fuggi imprissati. Ciao ciao, a domani, caltu cosa è motiva. Era tempo che sogna di tornare a vide vii e mi palgo abbivato che cilchendi l'uomo se ne può ancora gattà. Consigna da su premio Andrea Dettori, capo del gabinetto dell'assessorato a sa cultura della regione Sarda, dell'assessore Ilaria Portas e ritira da su premio Antonio Sini. Dettori, salute, grazie. Consigna da su premio Andrea Dettori. Siamo su questa consegna, domandiamo a Andrea Dettori, che è il rappresentante della regione Sardegna in Otieri, è una presenza gradecida che non sempre queste istituzioni danno cara a queste questioni sardas. Andrea, non si può transire che se non in domo tenete su babbo che il monete in riga, gai este. Vorrei saluto da Ilaria Portas, assessora alla cultura e di tutta la giunta. Per noi è un onore essere in Oche e è un onore vincere a dare il premio alla poesia prossimi grau. Non si porta che una emina, un uomine andata in Terranzena, è una perdita per la Sardegna, ma è vinta l'occasione perché in questa Terranzena la cultura e la lingua nostra possono entrare. E tanto, grazie a tutti i sterrati. Grazie a Andrea, grazie per la vostra presenza. E seguiamo, prima di entrare in questa sezione prosa, ed è mutire sopra su palco su presidente Dino Manca, domando scusa sul Lions Club de Otieri che deve consegnare su premio sul disterrato chi ha proprio offerto su premio a sa sezione sul disterrato. Dino Manca, presidente della giuria, che ha tribagliato un meda Ocannu, su presidente Dino Manca, un pare a sa vicepresidente Anna Cristina Serra, a Clara Farina, a Duilio Caocci, a Salvatore Tola, a Simone Pisano, a Cristiano Becciu, a Riccardo Mura, Gabriele Tanda e Gian Bernardo Pirolli. Grazie alla sa giuria. Si intende? Salute, vida e pace a totus, che in tempo di guerra commenta custoso, e scussu chi mascamente nos precamus e disizamus. Su premio Otieri ha rappresentato e Galuoie rappresentata
un'iscola poetica in Sardegna de Portumannu. Un punto firmo, un isteddu lucente, de piccare in considerio in su panorama desa cultura desa terra nostra. Una entidade oramai bene assentata in sa promozione e sa valorizzazione desa lingua sarda e desa satera limbas, chi va che in testualità letterari, chi va che in poesia. Meda sun sos ammentos, sas emociones, sos sentimentos, sas historias e mascamente sos poetas, amicos e mastros, chi mi ligana a custu premiu. Che rende boccare a claro, oie, cussu chi promene esti stausu premiu otieri, di amoghere dai uno dei custos poetas distintos, de chiu, di anarrere, Boboranzelu Murgia Niola. Boboranzelu rendiu carchimese a commo, gai comente su poeta Mannu, Antoni Maria Pinna, figlio illustre di Putumaiore, fittu un cantore vine e dilicu, che ne braga e bantu, un mastro de vida e de versos. Naschiu in Macumele, fide zenia de pastores in succubile de Pubusone. La campagna è la mia cultura, la mia scuola, la mia casa, ebbe a dire. E indipendenza, creatività, dinamismo. Non riuscirei mai e non rinuncerei mai a questa ricchezza per un lavoro in fabbrica o in città. Magari fuori dalla Sardegna, starei male, mi sentirei morire. Una volta mi sono recato a Roma e dopo un paio di giorni non riuscivo più a resistere, mi mancava quasi l'aria. Ho iniziato a cantare quando avevo 12 anni in Sostilleris, dove ci si riuniva nei fine settimana. Spesso la sera andavo via dall'ovile, dove stavamo di guardia al bestiame, e scendevo in paese per poter cantare. Mio padre, pur essendo a conoscenza di questa mia grande passione, fingeva di non sapere e si nascondeva perché non potessi vederlo. Dall'esterno però mi ascoltava e qualche volta capitava che l'indomani stesso mi rimproverasse per qualche risposta non condivisa, suggerendomi cosa invece avrei potuto dire. Boboranzelu Murgia Niola, che ha cantato una vita sacrificata e malassortata, esse esempio de su chi a cherfiu narrere esa poesia promeda sardos e de su chi su primo ottieri attacrararu con custos poetas, un umamento de incontro, de svelamento e de riscatto. Finza Zoccannu, da esas operas presentadas pro custa edizione di su premiu, comente giurauso amusu imparau meda. La discussione nostra è stata ricca, galana, de importumannu, su prasa poesia, su loco e su considero chi tenete, s'importanza e sa funzione chi galu pode taere in un mundu chi pare zirande a simbesse. La schistione ermannar de su tempo scolau e de su presente, de sa tradizione e de sa modernidade, desa libertà e desa autodeterminazione, e sostema armannor desa vita e desa morte, desa pacche e desa guerra, desamore e desamistade, desa nostalgia e desisperanzia, desa maladia e desu dolore, desa natura e desistoria, han rucrau totus os testos, ammustrande galu una via, in caso bindaere galu bisonzu, chi non bamusu una poesia a pezzi de bichinau, de lacana, localista o regionalista, collocata in tretor nostros, in s'ambitu de su territorio e via. Ma chi sa poesia promore de sa natura sua est universale, comunica chi su mundu e chi in so sentioso e mascamente, chi in so scoror de aterar feminas e de ateros homines. Coro bicheret, nuddatir. Procussu issa est unu puttu che ne vundu, de modo ordenarre e di scriere,
dell'imbicaor de vida e sentido, chi in su caso nostro arriban dai cussa sabidoria, chi in conto, scanto e poesia si va che de su mondo intregu, quando ischi trasmitter sempre in totue bellezza, ammentos, contor de vida, ispricos e fundaler des anima, bonos consideroso, appartenenza e identità. Si promedio des arte, desa literatura, una comunidade, ponet in essere esa transizione modellizzante e simbolica desu piano desa natura, a cussu desa cultura, e si cada cultura mirata a si pensare, a si cantare in una maniera definia, a contare su mondo che l'imbazzo suoso, tanto podimus fins a narrare che si storia desa literatura sarda, sa natura, su paesaggio, fondamento di una civiltà millenaria, ha rappresentato chi movia da esse evento, da una connessione che essa vita mattessi de su mondo, ligao in maniera simbolica, a animismo e a trascendenza, a su loco magico sacrale e a cusso sacrificale, a sa natura umanizzata e a sa femminilità identificata chi mama terra, chi in sa mama terra, a sa memoria e a radichinas identitarias. A bisu de Pinuccio Sciola e de Costantino Nivola, finza su crastu, finza sa preda, entidade che ne tempus, mancari parza fissu e che n'anima, tenet una vida, chi sa temporalità delimitata non ti va che biere. Sos crastor de Sardigna, un crastor chi va veddana, naraia su poeta. S'intertestualitade ermanna, s'ambiente no este materia de cultura e via, pezzi disciplina de studio, ma peri, si no mascamente, s'ambiente este identidade, condizione de cultura e de annestru desa personalidade de su pizzino. Da esempere di fattisi, sa protagonista in sas operas de sos autores sardos, poetas e scrittores, essa natura, vida comente locu che ne tempus, e sentidu de unu tempus perdiu che ne rimedio, in uve si consuma su dramma eterno de sa vida. Ma sa vida è sconnessione, sa vida è relazione. Su vattu est unu vattus e spessadu e via comente parte de una totalitade. Su versu de medas poetas sardoso nasce dai su corpus e dai su sambene, dai esperienzia dolorosa de sa vida, dai su chivu amaru, pro la narre in sa sparagular de Publio Dui, in sa mennula ed ommo, pro sublimare sas feridas aperta des anima, cuvadas in su corso amparadore des essere. Cantu di attesser bellu e de importu mannu, si chi er governande su territorio sardu, collire custa veridade metaforica de sos poetas e de sos scrittores mastros nostros. Grazie al suo presidente del premio. Prima di entrare in questa premiazione della seconda sezione della prosa intitolata Tonino Ledda, queria leggere un'imposta che non manda dal suo presidente dell'Istituto Regionale Etnografico Stefano Lavra, che noi potete essere presente per altri impegni in del dolede, ma bigheria da non narrare che su Istituto Superiore Regionale Etnografico ad fare la maniera in sul primo mese su 2025 dell'anno beniente, voglio su messaggio di valorizzare anche l'opera meritoria del premio Zieri con una giornata dedicata alla poesia attraverso la visione del documentario Un'Odissea de Rival Novas di Ugo 80 e Roberto Priamo Secchi, finanziato dalle RISRE e mai presentato finora. Un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie a Stefano Lavra. Siamo alla seconda sezione, abbiamo dato prosa intitolata a Tonino Ledda, suo fondatore del suo premio. In questa sezione bada due menzioni speciali, sa prima
pro Manuel Cherchi con s'opera S'ultima istadi e s'attera a Giampaolo Pisu con Presenzias. Su terzo posto de Occannu andava a Giancarlo Secci, con Giancarlo Secci, poeta de Nurri, non è presente oggi Giancarlo Secci, multimos Anna Cristina Serra, che legge questa motivazione e poi vamos a fare la maniera di far arrivare i premi a subinchidore. Anna Cristina. Un manzano vissente, oramai becciu, si indischida turmentato. Abito in sonno a giagia sua, mentendeli che in su sarto de sabidda baia da una surzaga e chinanta che a pago dretto baia d'un usiddato. Mancari lende vodda anche l'ompede a su logo, ma ne manco s'arbore bagattata. Samenta però de sos tempos che bi mandigaia sa vruttora impare con sos cumpanzos. Contata con le piesa, a craru, si storia non te ne concruoso. Ca sa vita potete essere fatta gai, una chirca si chida de carchi cosa bella, che belle mai sagattata. Grazie Anna Cristina. Su secondo posto de Occannu andata a Giuseppe Tirotto, che è un scrittore, un poeta conosciuto in tutta la Sardegna, da Castello Sardo. In questo anno si è alleato un montone di premi, vincitore del premio di più importo e conosciuto meda in Sardegna e fuori da Sardegna pure. Giuseppe Tirotto legge s'opera d'autore Mattesi, che è scritta in castellanese, dunque chi è più adesso lo può fare. Giuseppe Tirotto. Buonasera a tutti. La prima cosa ringraziamo il premio di Ozieri, onde praticamente sono nato una trentina d'anni fa, l'ho vinto diverse volte, e a Cannoburo sono stato premiato anche il tuo conto, che ha scritto per un altro concorso in effetti, che ha un tema la figura di Grazia Deledda e la tematica della sua poetica e della letteratura. Quindi il Tarrocca, che ha il titolo dello conto, in effetti rappresenta l'immanenza dello destino e pure la precarietà della vita. Da poi c'è pure una balti che riguarda la... Vabbè, ho perso il conto. Vabbè, leggo, dai, faccio prima. La Rocca. Già da Mangianili intendia lo desigio crescì, ma pure l'ansia, con le nuvole che assommavano in mare, desigio ed ansio, più delle altre volte. Non troppi da canto si era rassegnata allo basso, già, lo basso, un mosso malo da ingordire, ma lei ha fatto, pali piccini, certo, no paedo, no. Ma in realtà da chiara con Peppo, solo la mamma di questi creatori sarebbe alzata, mai la moglie risoia, che non si fosse attriuto manca a zerigalla. Chi la condizione soia, assoluta. Abbiamo cansato tutti, lo babbo, la mamma, le sorelle e Peppo. L'ammento di Gavina, molta giona di malattia in tempo di guerra, abbandonata e lo caposanto di Gedai ancora bruciava. Quando Beppo lo battio davanti a tutta la famiglia e ha tassato intendì di volerci mettere i suoi piccini in istituto, sì. Più a manco il cantarata parò una minaccia e figliolava proprio a Edra, la cugnadedra con in coda la nipote di 1 anno e mezzo, sua figliola. A Edda se l'era cresato lo cuore,
ma intendendo le manarelli della buppa Carignalla era mancato lo brio e l'accia di bah, condannandosi a una vita di sacrificio e di rinunci. Pensamenti accesi dalle lampe, correndo gli occhioi a coringola vel di casa, le muri mi si impari da Beppo, appena fuori a paesi, proprio sotto la rocca che la trallarava, massimo con lo tempo malo. Il sudore, gli lo prima drono, lo mattesse di canto gli ha detto sì a Peppo, innanto all'altare, con lo breddi alle bocchi suoi, che non fera nulla di viltà, in chi s'affido impressa in cuccia allo buglio, manco ba un pelo barella, che per amore delle nipoti si consegnava a 22 anni alla penitenza e alla drittura, rinunziando ai sonni di Mario, l'uomo appena lasciato in bamba alluccato in mezzo alle lenzuole. Grazie. Signala su premio. Si è zurpa grara, Deus sovrù zurpo puro. Sa giuria assegna su secondo premio per sa sezione prosa a La Rocca de Giuseppe Tirotto. Pinna Balenti che scrivi sa vita sacrificata de una femmina, costrinta a cogliai a Peppo, su gonnau viudu. Po da giudai a paesai due fillasa. A questa giovunedda duncasa, po mori dei smalas costumanzias de sa bidda, di tocca da bivi su fastigio con Mario a cua. Is personaggius si movent in si scena trummentaus de su pregiudizio, sigurus de tenni gruppas mannasa e de meritai su castigo de Deus. Tirotto er bravo meda si convinci che un Deus tirrioso fessi pronto a sa venditta contra sa una creatura innocenti. S'accabbo ad essi spantosu, cabinci di proprio con s'amori cuau, sballiau, poi in regola sociali si sballiau, e si innocenti non ad attene nessuno mali. Custu contu, inzandosu, duvo Deus ligi vinzas argumenti una satira contra s'accussas a leisi patriarcalisi, chi teniant e tenint in pago contu sa dignidadi deir femminasa. Bravo Tirotto. Grazie a Duilio Cauci che consegna da su premio. Queria narrare a sos presentes a chi non siete ascoltando in sa diretta a Facebook e in suo canale YouTube che tutte le poesie e tutte le notizie sopra il premio de Utieri las agattades in un libro che è in versione online su sito su giasso del su premio de Utieri www.premiouzieri.it. Andate a Luis Careca e vale a berusa pena. Domenico Battaglia è su binchidore della sezione prosa dell'edizione de Occannu. Domenico Battaglia è un poeta dell'isola di San Maddalena che ha pubblicato varios ateros tribaglios in questi anni, scrive in isulano che pago sull'ischere, ma da su 2018 este una delle variantes des orlimbazos fedados in Sardegna amparata dalla regione. Questo grazie a lo posso narrare come testimonia diretta a un consigliere regionale della Maddalena, Pierfranco Zanchetta. Leggere esautore e namus a Gabriele Tanda di si preparare per leggere questa motivazione. Buonasera a tutti. Vicino. Buonasera a tutti. Ringrazio la giuria per avermi concesso ancora una volta questo premio. Quando nel 2012 ho vinto per la prima volta in poesia, avevo detto che non mi pariva vero, ma mi pariva vero di essere riuscito a vincere il premio Ozieri. L'anno appresso, l'ho tornato a dire, quando ho vinto in prosa, e io gli ho tornato già di per terza volta
allora che torna a vincere 4 cose. Speriamo che ne fosse una quarta, una quinta. Questo conto l'ho scritto dopo aver letto una poesia di Saffo, quindi dicendo di Saffo, immaginate quale può essere l'argomento. Il brano che legge a radio non è Mondalongo perché è un conto scritto con mondo a dialogo, tanto animali un po' a recitarlo come può essere stato qui da Di Giuseppe. Allora, Nina non voleva mollare, ma manco pidasse i fresci per fiaschi. Sempre quella stagia sentia qui già, non sapeva più come shortini. Questo a livalla come bagiricò a Nanto Barcono. All'ultimo rimprovero si l'era fatto da sola. Era entrata comunque in una stanzareggia, senza manco piccare la porta. Nessuno, non era nessuno, solo silenzio e un letto manco sfatto. Che fine hai fatta a sozzitedda? Che se ne fossi fuggita coi dottori, oh, addio mai, che non eri in Sicilia. Se però qui d'ombra, tra i linzoli un fodo, una poesia di Saffo, tra inferno e paradiso. Era dai tempi da scuola che non teneva più tra le mani una poesia. Lei ha sempre odiato i poesie, e questo per colpa da maestra, che li voleva ripetuti a pappagallo e non recitati. Cosa fa Vali? Lighilla, doia solo Lighilla. Capilla dopo sarebbe stato tutto un altro discorso. Sono qui, nell'anticamera del paradiso, vestita di solo desiderio. Chiudo gli occhi, un passo verso di te. Ma che era poco da capire. Lilli a Sozzitedda, abbandonato l'inferno invisibile do silenzio e di inganno, forse mai hai fatto un sciosciuaro. E sotto una lucinoa che hai trovato i colori del suo paradiso. Grazie. Complimenti a Domenico Battaglia, legge desa motivazione Gabriele Tanda e ad consegnare il suo premio un rappresentante del suo Panathlon Club Ozieri che ha offerto appunto questo premio. Dimandiamo al suo rappresentante del suo Panathlon di si preparare. Tra inferno e paradiso amanizza essas informazioni in un'andanta contemporanea e una lingua contivizzata. È una storia di 11 die. Una mamma non può baiulare essa amiga corale desa vizza e per questo ne va e da male. Sa mirata di suo conto però la sappagua sa retorica a sa condanna, ma si chisa contesti da esso scrastuloso che ha da essere sostino a fare giustizia. Bisogno rappresentante del suo Panathlon. E tanto consegna da suo premio Gabriele Tando. Grazie a Domenico Battaglia. E come non sfrimmamo un'iscuta con questa premiazione, se abeste una teristrina de Sugoro Ilune, che non si strina da su sa seconda cantone, Mammas Pregade, sa spizzinnas de Sugoro Ilune.
Su coro ilune guiado da su mastro Alessandro Catte. E su coro ilune este Alessandro a Barrenoghe. Insomma, su coro ilune leada Occannu su premio all'arte istituito dai su premio dei Otieri. Convido a Clara Farina e a Barbara Polo, onorevole Barbara Polo, a piegare su palco e tanto potevano parlare in la piscina. Certo, ha ponato. Tanto tornare sereno. Le ragazze, venite sul palco, per favore. E venite, sì. Non è un premio mio, è un premio del coro. Come si chiama? Margherita Molino Vicesina. Barbara Polo onorevole nel punto da Enere e dunque scombidiamo su vice sindaca della comuna dei Otieri a piegare sopra su palco. Clara Farini. Venga, aspetta. Prima. Legge della motivazione. Il libro. Marco, dove la... Su coro ilune, guidato da Alessandro Catte, che ci ha destinato un'altra bella cantone. Come stiamo preparando questa motivazione, due parole su coro che ha cominciato con cantoni scritti che sono pensati su una formazione di uomini. Come tutto il coro femminile abbiamo cominciato a cantare le canzoni dei uomini. Poi, chi so anni abbiamo cercato di fare questi cantoni appositamente per questo organico corale. Un cammino tutto in arziata da narrare per mille motivi, insomma. Oggi siamo in che Dio sono contento che ho legato me da su premiazieri da quando ho cominciato a fare musica mi sono capitato da tutte le poesie che sono premiate dalle edizioni precedenti. Ha più un rapporto particolare che in Franceschino Usatta che ha vinto per queste edizioni, sino che mi contava quando ha scritto Spadar de Sole che l'ha scritta appositamente per vincere su premio di essere, ma no, l'ha scritta apposta che queria vincere su premio di essere. E tanto da cui insomma sono andato a piscare tutti i poeti sorziganti che sono collausino che hanno fatto storia della poesia sarda e me sono diventata cantone. Come già scritto di Custar di Giucori Lune e le altre che ha provato. Quindi grazie a sa giuria che nos ha dato. Prima grazie a Clara che San Nicolao siamo stati spari in Uliana per una serata in Chiesa Santa e in cui non siamo giù. Insomma, abbiamo affilato, abbiamo affilato e grazie a Nova Armenzio, grazie. Grazie. Anna Cristina Serra legge questa motivazione. Su coro ilune lea su nomene dai sarena del cala il lune de Durgale, nodida a sosprusco mente cala luna. Si storia de questo coro est intrizzida sa de su mastro Zou Alessandro Catte, professore e musicista del raro talento e competenza musicale fatta di studios e formazione sempre aggiornatos, de su quale sa Sardegna in trea si può bantare. Su coro nasce in su 1997, quando sos coros vin po su bruso de homines. Alessandro Catte scrive un repertorio pro sas feminas e giusto pro sas vocalidades di soro. Sa novidade es finas in su circare canticos de su mundo feminino comente a tittidos o ninnias, cantos de tribaglio, pregadorias.
Estas melodias antigas sono arrangiadas con armonizzazioni che rispondono al suo gusto musicale de oe, senza mai traigere sa tradizione. Un esempio prodotto sa partituras cantadas a canone. Sa fortuna artistica internazionale de questo coro le sparfida sa medaglia de bratta e premio speciale commente coro plus autentico in su concorso Praga Cantata. Ispantosa è sa qualità e sa bogues e sa compattesa esecutiva del suo coro. Complimenti. Su coro Ilune consigna da su premio sa vice sindaca Margherita Molinu, chieste un trofeo istrinato da provincia de Tattari, che è sempre accostato del suo sozio che apparizza da su premio de Ottieri, consignata su premio un trofeo e sono libero della comuna de Ottieri. Coro Ilune, premio Prosarte. Grazie maestro, grazie per la pazienza, anche perché oggi gestire un coro femminile non è semplice, quindi grazie veramente, e grazie anche al premio Zieri che ha pensato, appunto, che ha avuto questa delicatezza di dedicarvi un premio proprio per l'arte. Grazie a sua vice sindaca, prego, grazie Alessandro e grazie a sua spezzina del suo coro Ilune. E siamo sul secondo trofeo, che occanno su trofeo premio Ozieri, ha separato un uomine de Gabbale, un usardo connotto in Uttue, un economista, de Repula Vizzichesa, Luigi Guiso. Luigi Guiso è uno professore, un economista connotto in Tottue, lo leggiamo, l'amo leggido e lo leggiamo in sul giornale de più importo italiano, ma vinasa con questione che per toccanta sa Sardegna. Benvenuto a Luigi Guiso. Muttimus sopra su palco, su presidente su premio de Ottieri Dino Manca e su sindaco de Ottieri Marco Peralta. Dino Manca, Nuoresu, alla leggere sa motivazione che è andata a un vizzichieso. Dino. Luigi Guiso è, come è stato detto poc'anzi, uno dei più noti economisti a livello internazionale. Nato a Bitti e diplomato al liceo Azzuni, Guiso si è laureato in scienze politiche all'Università di Sassari, con master a Londra. Dopo aver vinto il concorso alla Banca d'Italia, viene destinato alla sede di Nuoro. Da Nuoro la sua figura professionale viene segnalata all'allora governatore Carlo Azeglio Ciampi, che di lì a poco lo chiama all'ufficio studi della Banca d'Italia a Roma. Lui stesso ha raccontato: non credevo che avrei fatto questo mestiere. Mi ero iscritto in chimica a Sassari, ma nel giro di pochi giorni ho capito che non era la mia strada. Avrei voluto fare architettura, ma a Sassari non esisteva allora la facoltà. Dunque ho scelto scienze politiche e quello è stato l'inizio. Luigi Guiso è AXA Professor of Household Finance presso l'Einaudi Institute for Economics and Finance di Roma dal gennaio del 2012. In precedenza ha ricoperto posizioni di professore presso l'Università di Sassari, Roma Tor Vergata, European University Institute di Firenze e l'Università di Chicago, Graduate School of Business. Ha diretto il programma di finanza del Center for Economic Policy Research, al quale è affiliato. Prima di dedicarsi all'attività accademica, ha lavorato per 15 anni al servizio studi della Banca d'Italia. Ha svolto attività di consulenza per diversi organismi internazionali, tra cui la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea e importanti intermediari finanziari, tra cui Unicredit. Editorialista del Sole 24 Ore e redattore della Voce.it.
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente l'area dell'economia applicata, della macroeconomia e dei legami tra economia e istituzioni, con contributi che spaziano dalla finanza alla crescita, alle decisioni di investimento delle imprese, alle interazioni tra lavoro e finanza, alle scelte finanziarie delle famiglie. Temi recenti di ricerca includono l'effetto della cultura sull'economia e le origini del capitale sociale. È stato consulente di istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali. In estate è stato eletto nel Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, la più importante istituzione finanziaria dello Stato, e ha contribuito alla stesura del cosiddetto rapporto Draghi, commissionato dalla Commissione europea e presentato dall'ex presidente della BCE il 9 settembre a Bruxelles. Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni di carattere scientifico in rivista e in volume. Tra i suoi interessi di studio e le sue riflessioni non poteva mancare la sua Sardegna, la sua situazione economica e il suo rapporto con le istituzioni, la tenuta dello Stato sociale e le possibili prospettive di sviluppo. Insomma, da Biti al resto del mondo, con ritorno a Itaca. Luigi Guiso, con la sua opera e il suo pensiero di economista di caratura internazionale, che non ha mai dimenticato il significato e il valore delle proprie radici, ha dato prestigio alla Sardegna, diventando, oltre che un punto di riferimento per molti studiosi di economia, un modello per tanti giovani sardi che intraprendono la difficile strada dello studio e della professione. Congratulazioni. Consegna il premio il susindico de Otieri Marco Peralta, un trofeo che è istrinato de oreficeria Pugioni de Tattari e sono libero della comuna de Otieri. Guardate la vostra fotografia, Luigi Guiso, economista, vincitore del suo premio Otieri. Professore, prego. Grazie, sono felice, sono molto contento di questo premio. Una piccola aggiunta al curriculum che è stato descritto molto generosamente, devo dire, però ci tengo a ricordarlo e forse lo dovrei mettere sistematicamente nel mio curriculum. Io ho organizzato la prima rassegna di canti a tenores nel 1974, quando ancora non c'erano ancora tenores professionisti. Il coro di Rubano, di Orgosolo, stava appena iniziando. Avevamo fatto con degli amici, eravamo al secondo anno di università, abbiamo fatto un po' il giro della Sardegna per raccogliere dei tenores non professionisti. Un tenore ovviamente di Bitte, perché lì mi veniva facile riuscire a convincerli, un tenore di dove erano? Uno di Orgosolo, un tenore di Orosei, che era abbastanza raro e credo che non ce ne sia più traccia, mi pare, e un tenore bellissimo di Lodè. Quindi questo è un pezzettino a cui tengo particolarmente. L'altra cosa che voglio dire è che sono molto legato ad Ozieri. Ho passato gli anni dell'infanzia d'estate a Itireddu e venivo ad Ozieri per il mercato. Mi portavano accompagnato dalle mie zie per fare mercato e qui comprarono i primi pantaloni lunghi. Quindi sono cresciuto, sono diventato adulto ad Ozieri. L'ultima cosa che mi preme ricordare, mio suocero era Nicola Tanda. Quindi il premio Ozieri in un certo senso l'ho vissuto ampiamente e ripetutamente. Lui ovviamente amava il premio, ne aveva una grandissima considerazione, ci teneva moltissimo per una ragione che penso fosse cruciale nel suo pensiero e che Dino Manca poi nel suo intervento precedente aveva rimarcato, il fatto che le culture locali non sono locali, hanno una valenza universale.
Hanno una valenza universale perché sono il tessuto connettivo dovunque si guardi nel mondo che tengono assieme le comunità. La sua preoccupazione, prima di morire, nei discorsi che facevamo ripetutamente, è che questo tessuto connettivo si potesse sgretolare e pensava che il premio fosse una di quelle istituzioni che invece contribuivano e la cui missione deve essere quella del loro mantenimento. Grazie. No, grazie professore. Prima di scendere dal palco, Marco Peralta, ti che narrare a consegnare un premio Goi a un economista come te Luigi Quiso. Mi sento quasi imbarazzato perché sentendo quel curriculum ci rendiamo conto che insomma non stiamo parlando di una persona comune, ma stiamo parlando di una persona che ha non solo dei titoli diciamo di carta ma anche dei titoli morali molto, molto importanti. E ne vorrei sottolineare anche innanzitutto l'umiltà con cui si presenta, che è una dote e una virtù molto importante. Io volevo ringraziare il premio Ozieri, volevo ringraziare la giuria e un ringraziamento particolare lo volevo rivolgere anche al capo di gabinetto Andrea Dettori dell'assessorato alla cultura per la sua presenza qui oggi, è molto significativa. Grazie Andrea, vorrei riferire lo stesso a Ilaria i miei saluti e i miei ringraziamenti anche per la tua presenza. Ringraziare il premio Ozieri è naturale, noi come amministrazione cerchiamo sempre di dare il massimo supporto, ma voi siete veramente un premio prestigioso e siete prestigiosi per voi ma anche per la nostra città. Mi piace sottolineare anche questo carattere diciamo pansardo che qua si respira, perché sentiamo la nostra lingua nelle varie sfaccettature, quindi è un merito vostro che avete di portare avanti la cultura sarda in tutte le sue declinazioni. E poi ascoltando le poesie e i pezzi che abbiamo avuto appunto il piacere di ascoltare, ci rendiamo conto che racconta di noi sardi perché gli argomenti spaziano insomma, si spazia da un argomento all'altro e racchiude un po' quello che secondo me è il carattere dei sardi e anche di chi ci conosce e chi ci giudica, diciamo, da lontano. Partiamo dalle scene di vita concreta, dalla ironia, dalle tragedie e mi piace ricordare qua Ozieri come la patria dei tre poeti che veramente rappresentano quella cultura sarda che è ben custodita da voi. Ecco, vi ringraziamo perché siete i custodi della cultura sarda e vi do anche una notizia buona perché abbiamo ricevuto un ulteriore finanziamento regionale per mettere diciamo, a posto questo teatro, quindi investiremo circa 700.000 euro in questa nuova struttura che sarà la casa dell'accoglienza che accoglierà anche voi. Siamo veramente felici di poter contribuire per la nostra parte a quella che è la riuscita del vostro evento. Grazie ancora. Grazie al suo sindaco Marco Peralta e al suo professore Luigi Quiso. Grazie Almeda. Prima di passare alla l'ultima sezione della poesia, il suo professore Luigi Quiso nos ha ammentato un premio fatto in Bizzi su 1974, integrato su canto a tenore. Su canto a tenore che è uno dei medios che dà più il valore a Salimba su Zeberu della poesia, ma questo la dannare in mezzo sono uno dei satiri premiati. Però ha mentovato su coro rubano de Orgosolo 1974 Occanno su un chimbant'anno che sul gruppo romano este cantante e iscovido questa notizia in anteprima che Orgosolo este apparizzende una vesta manna per rendere onore a Giuseppe Rubano e a tutti i tenores orgolesos. E tanto entriamo in sa sezione della poesia intitolata Antonisanna, un altro uomine che ha rendito onore a Sardegna, linguista, professore universitario, che me la si l'hanno dimenticato, ma è stato
un pareati Ioanne Lilliu su chi agguerrato per dare a sa lingua sarda sa matesse dignità de sa lingua italiana con una delibera famosa dell'Università de Castello. Questo tocca da tenere una retentiva a mano in Sardegna, che una retentiva non andiamo su a per un luogo, e omines che Antonisanna e Atteros o arriscano che ruere in sismendico, fa che bene su premio di Ottieri a intitolare questo premio a gente come Antonisanna. Sa sezione della poesia avviene una menzione speciale per Maria Teresa Rosu, bibliotecaria in Lula, ma Roseina de Reppula, che ha ottenuto una menzione con sa poesia Potto Petire. Sul terzo premio della sezione poesia è andata a Luca Meledina. Luca Meledina che ha ottenuto su due premios con sa poesia chi legge Clara Farina. Benvenuto Luca Meledina. Clara Farina. Questa poesia si intitola da Allitterazione a Deus. Mai te promeressere amus fatto costumano disaccatto? Te desse chi prodessere pintare questa stelas, distrazzerene puru velas dai navioso? Si mai restemul bioso de zambene trainos che narvure ne bentu, de sugoro bighinos, bino rugioso, bucioso, pro aduire e reduire a sorrizzoloso attrumento. Aue custanue de beccoso e peccato sbarriata, in bolu minettende temporata, currente dota vua, a salua, ad assolovrare cancaro, soscantaroso incoroso. Adoroso e imploroso, sentito spentimentoso e torro, con sa mente, giaganetto, episeddo, taporrias almiasa, pregatoriasa, imbenugiado, a manosa unidasa, incantado. Chimerasa e sperasa, messerene attatadasa, che tanda boghi spalta, tuncende, attaccullittasa, abbramidasa. Bravo. Grazie Clara Farina. Cristiano Beccio consegna da su premio. Luca Meledina è stottieresu, dunque gioca da in domo, alleato un altro premio Vinzasa su 2022, se non mi ammento male, consegna da su premio Cristiano Beccio, altro ottierese. Leggiamo fino a questa motivazione per Luca. Quando sa vide e paga, e un poeta scrive da Deus, sa lettera sua si vaghe allitterata. Sende chi non ha certezza veruna e su fossi chi inchede. Ogni esse si vaghe uno tedessere e prodessere una pregatoria li di abbisonzare un filo il loro umato chi però non ada. A co chi a su soperano l'offeriti un umuruttulu de paraulas, faeddo foscicato de dolu e de ippera, de peccoso e de peccadoso, traino de sambene e rizzolo de trummentu. Manco male chi, torrende a Piseddu, infine se su poeta e a imparare a lo contivizzare. Grazie a Cristiano Notticandes che deve ritirare su premio chi consegna da su maggiore Gabriele Tronca e poi a Lorenzo Braina per lo dare. Lorenzo Braina, binchidore del premio Trofeo Città di Ozieri, che su maggiore consegna da sa medaglia chi è esposta da Esabro Locco de Otieri. Grazie a maggiore.
Potremmo bidere come un'imposta a video di Lorenzo Braina. Prego, regia. Buonasera a tutti e grazie, davvero grazie per il riconoscimento che mi conferite questa sera. È qualcosa che spero davvero di meritare. Crescere in una famiglia allevata da ozieresi mi ha segnato profondamente. Mia nonna Maria Niedda, mio padre, tutti i suoi fratelli nati tutti adozzieri e cresciuti adozzieri fino all'adolescenza almeno. Crescere con le mie zie, zia Nanna, zia Uce, zio Vanni, mi ha formato profondamente. Se devo dire che cosa è rimasto più in me dell'educazione che mi hanno dato, è sicuramente stata la voglia del racconto, il gusto del raccontare e dell'ascoltare racconti, che è ciò che mi contraddistingue. Spesso parlo nei miei racconti di loro, ma spesso parlo attraverso loro, cioè mi hanno dato veramente questo gusto, questo piacere, anche una certa capacità di raccontare storie. È una cosa che mi fa sentire molto, molto, molto vicino alle radici, alle mie radici ozieresi. Io vi ringrazio, davvero vi ringrazio, mi scuso per non poter essere lì con voi quest'oggi, vi ringrazio per il vostro riconoscimento e speriamo di vederci presto, davvero, in un'occasione di persona. E grazie a Lorenzo Braina. Siamo tancando questa edizione di Occannu. Prima mettiamo sopra su palco su presidente Vittorio Ledda e Stefano Tedde, che non sa fare dare di due progetti di importo umano pro su premio di attivo e prodotta cittade. Vittorio Ledda. Riusciamo a parlare anche senza microfono. Allora, sono qui con l'amico che vi dirà in pochi minuti, so che è un'opera, una prova improba, quello che hanno fatto un lavoro stupendo. Io approfitto ancora della vostra pazienza per darvi un altro fantastico annuncio, è la serata dei finanziamenti questa, nel senso che al mio posto deve esserci il sindaco di Nughedu, che si scusa per la sua assenza. Il sindaco di Nughedu è comunque il presidente dell'Associazione dei Comuni. E quindi vi annuncio che oramai è ufficiale, la Casa del Premio Ozieri ha avuto un finanziamento per la sua ristrutturazione. Tu sai quanto è importante perché il freddo l'avete sofferto lavorandoci. Quindi la casa è stupenda, ma oramai necessita di una sistemata. E grazie a questo finanziamento l'Unione dei Comuni, che è proprietaria della struttura, la renderà usufruibile anche ai diversamente abili, ci sarà anche l'adeguamento alle norme antincendio, speriamo che ci sia anche il riscaldamento e quant'altro. Adesso passo la parola all'amico che vi dirà molto molto meglio di me che cosa hanno fatto per noi, per voi e direi per tutto il mondo. Grazie. Buonasera a tutti. A parlare in sardo si ride, insomma, io che devo fare imprese nel 3 mi sono scritto 2 righe e a parlare solo dei numeri. Sul trabalho abito in mano nostra, di noi archivisti, che cosa commente ottomizza, noemizza opera poetica, ma fino a saggistica e di letteratura in tantos anni di vita del suo premio. Se ti chiedo chi invanta, so fascicolo che abbiamo suicedato, come non può fare del suo tecnicismo, insomma comunque è buttato un lavoro analitico che ha prodotto appunto uno strumento che si narra da inventario archivistico proprio per poter conoscere l'anatomia intima di questo documento. Tanto papiloso in 68 anni di vita e in 60 edizioni, che noi non siamo sovrimmados, in sanno da mizzetta che noi, proprio con la scena degli ultimi 15 anni, come si sanno più accurza a noi, che generalmente non fa parte di questo nucleo più storico. Archivio in numero, appunto, che ha permesso di individuare 3 nuclei di documenti importanti. Su più anno, Sabate de Leone e le archivi supremo di Autieri. Però abbiamo fino a creato altri 2 archivi,
Uno è l'archivio di un premio letterario che ha per una vita, una ramugai effimera, nasce di o e morì craso, ed è il premio del concorso sotto Favella, che nasce a suo comincio come una sezione su premio di Ottieri, però subito a poi, sa prima edizione, che se non mi sbaglio è 64, e di una ramugai a Vallata come sezione indipendente e un pacchetto vicaria da sa mancanza della poesia orale. No, non devo fare dare, rimandamo a fare questa presentazione proprio dell'archivio. E l'ultimo archivietto è proprio l'archivio di Tonino Ledda, come studioso, poeta, critico, saggista e letterato. Quindi tanto nucleo documentario che, sempre in numero, narramo su primo premio di poesia ammaniato dalla sovrintendenza archivistica e quindi chi entrerà il suo patrimonio del MIC, Ministero della Cultura. Primo esempio in Sardegna, quindi è proprio una cosa meritoria per questo premio che ha tantissimo riconoscimento. E per acabare, ovviamente, solo che è zappato e quindi andiamo su chi su trabalho potuto il stato fare in primis per il impegno da una guardia della sovrintendenza archivistica di Sardegna e sa figura della sovrintendente, la dottoressa Monica Grossi, e un ringraziamento fino alla funzionaria Consuelo Costa che nos ha seguito die pro die nella in un archivio, aumentate perché ogni archivio e invece sono da esattero. E poi sul trabalho è stato potuto fare che ha dato una bella base di un trabalho importante meta fatto da una collega archivista, la dottoressa Floriana Med e Ottieri, tra l'altro, che ha fatto proprio sul censimento, questo è il strumento base, la trincea proprio per fare, poi il trabalho non più affino. E poi sono zappatore di ogni dia, insomma, sa collega Mariangela Deida de Samugheo e Deo chi posso fare dente. Ultima cosa, l'archivio come è pronto per essere consultato dai studenti che ne potete fare intesi, dagli appassionati, dai gente che crede a maniare non solo la letteratura salda, lo studio che non è proprio strettamente linguistico, ma l'archivio, come tutti gli archivi, ha tanta valenza, sono una valenza sociale. Pensate ad esempio che il risultato della Sacadura, appunto, quando Tonino Ledda non era nei bandi pubblicati dalla Nuova Sardegna o dall'Unione, dalla Voce del Locutoro, rigorosamente o preferibilmente da tiro scritto. E un uomo del Naragoi, ma carissimo Ledda, qui macchine da scrivere, non sappiamo manco come sono fatte, si accontenti delle forme verbali appunto per iscritto, proponnare quindi proprio una Sardegna che vidi veramente di vescia, oppure chi è studiare fino a evoluzione del sottemattismo, sono una magari dai anni della prima selezione del suo premio, attraverso una magari proprio su riflesso della società in sa poesia. E pensate accanto fino a come de moda su gender, la storia di genere, chissà femmina, forse è la prima volta che si pone tranquillamente in maniera del tutto disinvolta cimentare con sa poesia senza una mugai classica bisogna di si pondere in palco a narrare appunto uno componimento. Quindi l'archivio ha setta solo il studioso. Vi ringrazio. Grazie. Chiudo ringraziando e facendo una piccola promessa. A brevissimo faremo veramente una serata con i nostri amici per spiegare nei particolari di cosa si tratta. Grazie ancora. Grazie a Vittorio Lede e a Stefano Tedde. Questo premio di Occanno ad essere aumentato per la qualità delle sue poesie, ma finalmente per la nuova albona che nos hanno dato. Convido a spizzina del Zucoro il lune a piegare sopra su palco, tancamo in musica con l'ultimo brano a Durudai, su mastro, su direttore Alessandro Catte, Deo torro grazie a sa giuria per il tribaglio che... Sì. Per il tribaglio che ha fatto in susebrio de sas poesias, su presidente Dino Manca e tutti i componenti della giuria. Torro grazie per la sua presenza a suo professore Attilio Mastino che ha guidato la giuria in suo scolato, grazie per essere in oghe. Ma ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare su fedale mio Marco Fenuti che ha alleato accordo tutta la parte dell'organizzazione, dischi qualche cosa sul segretario Antonio Canalis che poi anno e anno ha guidato questo premio. E torniamo grazie massimamente a sos poetas e a sos premiados, ma a sos poetas massimamente, che nelle poesie in solo questo premio non dia da poter esistere. Marco.
Vos saludamos. Marco, querés narrar qualche cosa? Deo che il tornare grazie a tutto quanto so che si disinoghe. Abbiamo saputo un problema tecnico per cui sa diretta non è potuta da partire, però problema tecnico. So. Il bello della diretta narra in qualche luogo. Lo si può abbagliare dai casa, che è registrato, tanto dai casa lo poniamo in linea. Poi come abbiamo dato prima, tutti i video devono essere separati e posti uno per uno. Su video totale, poi vanno a essere su video di tutto questo bello canto, di tutta questa poesia, di tutto ciò che sono bene di rinnovo. Torno grazie a Socchi Bisezzi e bene tu vinas a Gianluigi Soggia a salutare, non belli su tempo, purtroppo non belli su tempo di lo fare piegare. Torno grazie a Andrea Dettori per la presenza e a tutti i Socchi Bisezzi. Un affianzo umano Antoni Canalis, sempre con noi. Grazie. Non boccandeda, che non buffamo un pare una bella da sighiera e ino. Grazie a te rosa nos mezzo su coro i lune. Mengior si morde su mengior bitello, chi non si morde su pizzino bello, su bitelletto non che lo papamos, su pizzinetto non lo cogliuamos, chi una pizzinetta dell'orai, a duro 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 dai, a duro 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 dai, a duro 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 dai, pizzino bello non si morda mai. Mengior si morde su mengior bitello, chi non si morde su pizzino bello, su bitelletto non che lo papamos, su pizzinetto non lo cogliuamos, chi una pizzinetta dell'orai, a duro 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 dai, a duro 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 dai, a duro 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 dai, pizzino bello non si morda mai, mengior si morde su mengior bitello, chi non si morde su pizzino bello, su bitelletto non che lo papamos, su pizzinetto non lo cogliuamos, chi una pizzinetta dell'orai, a duro 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 dai, a duro 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 dai, a duro duro, a duro duro, a duro duro, a duro duro duro. Pizzina, bella pizzina, cantumi si sagradata, sa domenica mudata, sull'unisa nella linna, pizzina, bella pizzina, pizzina, bella pizzina, pizzina, bella pizzina. Pizzina, bella pizzina, cantumi si sagradata,